il nemico peggiore, e noi abbiamo perso contro questo nemico, è il meccanismo istituzionale così complesso e così burocratico, è il Moloch, il nemico vero, che è il nemico anche di Renzi. Noi non ce l'abbiamo fatta. È per questo che come atteggiamento politico io credo che nei confronti di chi vuole innovare occorra usare, pur restando l'opposizione come noi siamo, tutta la benevolenza possibile. Però dica la verità, le piace questo Renzi così battagliero, Galan? Come si fa a dire che non mi piace? Certo, un po' fumoso sulle coperture, però prima all'inizio lei mi aveva preannunciato che avrebbe chiesto un giudizio sulla performance. Io non ho timore, gli do 9. Gli do no, ma sì, perché non si può chiedere di più. Intanto parlare alla gente invece che a parlare ai politici è già una cosa straordinaria. L'abbiamo già vista, ma è straordinario che venga ripetuto. Secondo, ha dato un po' di speranza agli italiani, e per carità è a 1/3 dell'opera, perché adesso ha detto che cosa farà, adesso lo deve fare, che è la parte più difficile e anche quella più pericolosa. Però come si fa a non incoraggiarlo? Galan, non sembra quasi all'opposizione oggi. Lo so, invece lo sono, non chiedo posti, non chiedo, sono lì pronto ad aspettare l'errore, pronto a vedere se viene rispettato quello che viene detto. Ma mi trovo di fronte alla ricetta tradizionale, quella di cui si parlava anche all'inizio: meno tasse, più denaro nelle tasche degli italiani, più consumi, più acquisti, quindi più fatturato da parte delle aziende, più lavoro per tutti, più soldi per lo Stato con tasse più giuste, ma su un fatturato aumentato. Questa non c'è nulla di nuovo, è la grande ricetta tradizionale liberale. Noi l'abbiamo annunciata, non ce l'abbiamo fatta. Se adesso qualcuno ce la fa, perché non dargli una mano?